Buongiorno, siamo in diretta come sempre, tanti collegamenti con le varie redazioni, tante le notizie di cronaca, ma in primo piano però il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, perché il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili gli oltre 30 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrati all'anagrafe con il cognome della madre biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. Un passo importante per le bambine e bambini e le loro mamme. Oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli, dichiara il sindaco di Padova, Sergio Giordani. E dunque, lo vedete in sovraimpressione il nostro sondaggio, iscrizione all'anagrafe per i figli di due mamme. È giusto? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 1626 691. Se invece volete rispondere no, con il rosso 0422 1626 690. Potete iniziare a votare anche ora all'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata alle 21 di questa sera, Ring. Ed ora invece andiamo a Crocetta del Montello, perché vedo già la nostra Edi Caliman sullo schermo. Si parla di una bocciatura da parte del Tribunale per i comuni che erano contrari al bacino di laminazione. Ce ne parla la nostra Edi. Edi, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, siamo a Crocetta in compagnia del vice sindaco di Crocetta del Montello Giancarlo Fritz, il giorno dopo la sentenza del Tribunale delle Acque di Roma, che di fatto ha bocciato il ricorso presentato da 8 comuni della zona sulle sponde del Piave per la realizzazione del bacino di laminazione delle casse di espansione sulle grave di Ciano. Ci facciamo spiegare tutto però dal vice sindaco. Vice sindaco, buongiorno. Il giorno dopo la bocciatura, quali motivi del no, come intendete procedere ora? Sì, buongiorno a tutti. Noi abbiamo preso atto ovviamente della decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. È una decisione alla quale noi ci sottomettiamo. Speravamo magari in qualche credito in nostro favore, che non c'è stato. Ciò non toglie però che il nostro impegno per la salvaguardia del territorio nostro, ma anche per la soluzione di un problema grave che coinvolge un po' tutto il bacino del Piave, se vogliamo, non verrà meno. Quindi noi faremo le nostre istanze, presenteremo le nostre esigenze, le nostre proteste se necessario, per la soluzione adeguata. Nessuno di noi vuole che il Basso Piave abbia quei problemi che ha avuto nel passato a seguito delle inondazioni, assolutamente no. Però non desideriamo nemmeno che un territorio che è un terzo del comune di Crocetta del Montello, che rappresenta una chicca, diciamo, in fase di ecosistema, venga distrutto. Quindi veramente quello che ci auspichiamo dopo questa sentenza è che ci sia un dialogo fra le istituzioni, un dialogo che purtroppo, lamentiamo, non c'è stato finora in precedenza, perché crediamo che un progetto così importante, così invadente, non possa semplicemente essere calato dall'alto, ma deve essere frutto di una collaborazione fra i vari istituti a livello regionale, eccetera. Anche perché gli abitanti di Crocetta, che sono rivieraschi al Piave, hanno una conoscenza del fiume che è molto approfondita e quindi far tesoro anche delle loro osservazioni. Ecco. Questo quindi noi va bene, la sentenza è stata questa e continueremo a presentare quelle che sono le nostre esigenze. Non si ferma, Daniela, quindi il fronte dei comuni che sono contrari alle casse di espansione. Ci troviamo noi esattamente a metà del percorso, possiamo chiamarlo così, di dove sorgerà. Ci facciamo accompagnare dal vice sindaco con l'aiuto di Alberto Pivetta. Vice sindaco, qui dove siamo in questo momento siamo circa a metà di dove sorgerà il bacino, un progetto imponente, ce lo diceva anche poco fa. Di quanti chilometri si parla? Allora, questa dovrebbe essere effettivamente corrispondere alla metà di quella grande costruzione in base alla quale
la Regione ha chiesto il finanziamento. Praticamente si tratterebbe di circondare questa ampia zona che parte più o meno dalla località Santa Mama del nostro territorio fin quasi al ponte di Vidor, quasi, e con una circonferenza di 13 km, altezza 8 metri, all'interno della quale di questo bacino sarebbero costruite 4 casse di espansione. Quindi questo è da quando si è partiti. Adesso vediamo cosa succederà, perché sappiamo che la Regione sta predisponendo il progetto e questa volta sarà, ci auguriamo, un progetto reale, ma ci auguriamo che sia un progetto concordato. 2 anni e mezzo dal ricorso alla sentenza ieri, voi comunque sentite la necessità di mettere in sicurezza il Piave, soprattutto alla luce di queste inondazioni, di questi ultimi anni che sono sempre più frequenti. Il vostro è più un ricorso sulla questione ambientale, si possono trovare altre soluzioni? Sentendo gli esperti di ingegneria idraulica sembra proprio di sì. Anche perché l'ingegneria idraulica, che ha un compito fondamentale in questi casi, deve anche uscire dai contorni del proprio referato e anche vedere dal punto di vista ecologico, ambientale, economico, sociologico cosa comporterebbe una costruzione di questo tipo. Perché, come dicevo prima, è poi il fiume Piave che dovrebbe essere considerato nella sua interezza, perché il fiume Piave, sappiamo, è uno dei più cementificati fra i vari fiumi. Abbiamo 30 centrali idroelettriche, 13 dighe, 12 bacini. Insomma, sono interventi piuttosto che snaturano quella che è l'essenza del Piave. Daniela, questa dunque la posizione del comune capofila di questo ricorso e la contrarietà della realizzazione delle casse di espansione sulle Grave di Ciano. Da Crocetta del Montello, con l'aiuto tecnico di Alberto Pivetta, io ti restituirei la linea se non hai domande, Daniela. Sì, è solo una cosa, Edi, giusto per capire, e loro hanno deciso insomma di andare avanti comunque con questa protesta e vorrebbero un dialogo maggiore con la Regione. Chiedete un dialogo aperto con la Regione e andrete avanti col vostro fronte del no? Allora, già il presidente Zaia ha dichiarato che un'opera del genere va conclusa, va fatta dialogando con le altre istituzioni, con i cittadini. Quindi chiediamo che questa sia una porta che, se non è ancora spalancata, almeno sia socchiusa, ecco. Ma su questo siamo abbastanza speranzosi, diciamo, ecco. Continuerete, insomma. E noi continueremo, ovviamente, è un nostro compito specifico. Le Grave di Ciano rappresentano 1/3 del territorio del comune, è un territorio che viene sempre più conosciuto e valorizzato e apprezzato anche dal circondario e non possiamo permettere che vengano degradate. E speriamo che questo non avvenga. Questo è il punto dunque, Daniela. Grazie davvero Edi, grazie anche al sindaco e a Alberto Pivetta per la parte tecnica, grazie davvero. Noi andiamo avanti e continuiamo con la cronaca in attesa di avere invece ulteriori collegamenti con le varie redazioni. Parleremo anche della notizia che abbiamo dato all'inizio di questa prima edizione con la decisione del Tribunale sulla questione dei cognomi delle 2 mamme. Ora andiamo avanti invece con la cronaca, rimaniamo però a Padova. 4 le persone denunciate in queste ore dai carabinieri per la rissa violenta scoppiata al campo nomadi di Via Longhina a Padova. Durante la rissa una bambina di 2 anni è scomparsa per ore. Tensione alle stelle e poi la violenza che si è scatenata ieri sera in Via Longhina all'interno del campo nomadi, momenti di paura quando una delle casette mobili è stata speronata da un furgoncino raccogliferro e da un furgone più grande. Un'irruzione a scopo vendicativo per regolare i conti dopo una lite che qualche ora prima era esplosa all'interno di un bar di Via Vecellio all'Arcella tra un 35enne rom residente nella casetta di Via Longhina e un 29enne residente in Via Baiardi. Quest'ultimo, dopo la rissa al bar, ha radunato un gruppo di
di familiari e si è diretto con i 2 mezzi contro la casa del 35enne per una spedizione punitiva. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, il furgone si era dato alla fuga, mentre il cassonato raccogliferro era ancora incastrato con i vetri rotti. Tutto attorno uomini e donne che stavano litigando. L'impatto dei 2 mezzi aveva provocato il ferimento di una donna e di un sedicenne che viveva all'interno. Negli attimi concitati della rissa si è aggiunta poi la paura per una bambina di 2 anni che viveva nella casetta colpita. I vigili del fuoco hanno subito cercato tra i rottami per scongiurare che la bambina non fosse rimasta incastrata. La piccola, spaventata dalla violenza, si era invece allontanata ed è stata ritrovata dopo 2 ore di ricerche. Si era nascosta all'interno di un altro camper per la paura. I carabinieri, dopo aver riportato la calma, hanno identificato tutti e si sono messi alla ricerca del furgone individuato in via Donà. All'interno è stato identificato il 29enne che aveva organizzato la spedizione punitiva, suo fratello di 21 anni e la compagna di 31. Tutti e 3 sono stati denunciati per danneggiamento. Le indagini continuano per ricostruire la dinamica e le responsabilità anche di altri. Sui fatti di via Longhin, l'opposizione in Consiglio Comunale attacca la maggioranza. La situazione per quanto riguarda la sicurezza al campo nomadi di via Longhin è esplosiva. D'altronde l'amministrazione comunale, quando nell'agosto dello scorso anno aveva trasferito altre famiglie rom presso la sede di via Longhin dall'allora sede di via Ferrero, aveva dichiarato che era solo una soluzione temporanea. A noi sembra che non solo non sia più temporanea ma sia definitiva, ma che l'amministrazione non sappia davvero cosa stanno vivendo i residenti della Stanga. Io credo che sia il momento che il sindaco prenda atto dei demeriti di questa situazione, di aver creato un vero e proprio ghetto. Ed ora andiamo a Mestre, dove vediamo il sindaco Brugnaro che sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sia venuta a coscienza di tutti. Aggiungo, per fortuna c'era il ministro Crosetto che gli è capitato, lui ha fatto una denuncia, un governo che ha onestamente un altro tipo di atteggiamento, cioè non vuole affossare nulla, chissà che vengano fuori tante cose, perché è evidente che questa è un'attività di dossieraggio. La cosa che secondo me andrebbe approfondita e andrà approfondita da loro, dagli investigatori, credo c'è un'indagine nel corso adesso, sarà il ruolo che ha avuto questo giornale il Domani, perché la domanda non è se questi erano come posso dire, informazioni che circuitavano, perché allora dici vabbè è sbagliato, ma insomma fa parte del diritto di cronaca, un giornalista ha un'informazione e la pubblica, ci sta, no? Vabbè. Ma in questo caso io temo che sia stato il giornale a chiedere a questo soggetto, a lui o che organizzazione sia, non si sa, di avere degli approfondimenti su un qualcuno che stava già attaccando. Perché il Domani stava già attaccando me, partendo da notizie che gli erano state passate da altri a livello locale, e poi sono partiti con una campagna dall'inizio che non si capiva perché. Perché dici il Domani, dici, non so neanche che giornale sia il Domani io. E quando mi ricordo che ha chiamato il direttore il giorno prima, il giorno dopo sono partiti 14 pagine, ci hanno fatto 14 articoli. È chiaro che c'è un modo, si chiama pistola fumante. State attenti voi dei giornali a non farvi strumentalizzare a questi, perché adesso la questione è molto chiara. E io l'ho detto e lo ripeto anche adesso, grande rispetto per la stampa, lo dico davvero, per le televisioni, perché la maggior parte di gente non ha abboccato. Questo va detto anche qua. Applauso a chi si è comportato correttamente, ma dico, se io costruisco un giornale e ho anche un nome famoso, faccio un giornale e non si capisce perché lo fai, poi si capisce perché quel giornale finisce subito sulle rassegne stampa di tutte le televisioni nazionali, anche se non ha tiratura, perché di fatto chi è che lo compra il Domani, però finisce sulle rassegne stampa dei parlamentari. Io costruisco un partito, sono sindaco di Venezia, i tempi sono questi qui, faccio un partito con un gruppo che aveva più di 32 tra senatori e deputati, si sarebbe dovuto andare a votare il Presidente della Repubblica. Voi capite che azzoppare il presidente di quel partito, centrista, che però è un centrista che va a destra e non a sinistra, dà fastidio. Non dico che sono il Calenda dall'altra parte, però insomma qualcuno che comunque non vuole demordere sui principi di libertà, di liberalismo, di quello che il Veneto ha sempre dimostrato. E noi stiamo attenti, perché siamo convinti che il nostro progresso è sempre e comunque. Non è vero, perché c'è della gente invece che al progresso non ci crede per niente. Vorrebbero sempre l'aria pulita, eccetera, ma poi quando è il momento di fare i laboratori, di investire sui ragazzi, di dargli più soldi, di credere sui giovani, non ci sono mai. Ci sono soltanto per fare manifestazioni, solo manifestazioni. Ma le manifestazioni vanno bene come una volta, c'erano le manifestazioni e c'erano le proposte chiare, classiche, allora ti scontri e questo va bene, è il sangue della politica. Ma se tu invece fai solo manifestazioni per fare proteste tipo abbaiare alla luna, non serve a niente, crei disagio e sconforto nelle persone. E sulla sicurezza, ripeto, per noi è una priorità, resterà una priorità. Siamo noi che vogliamo continuare
ad aprire questo dibattito continuamente. Torno sulla sua domanda della sicurezza, perché per noi la sicurezza è fondamentale perché si possa fare tutto questo. Senza sicurezza non c'è niente. La sicurezza è di tutti, non è di nessuno, non è di una parte. E se ci sono dei problemi, ci sono. Sono problemi che purtroppo riguardano le norme, che vanno aggiornate. Io l'ho detto un sacco di volte. È inutile che si arresta una persona, questo qui dopo 2 minuti è libero. E sono le norme che dicono questo, non è colpa di nessuno. C'è le leggi, bisogna cambiare alcune norme, bisogna stringere alcuni cordoni. Lo faremo insieme e con grande rispetto della dignità della persona umana, però vanno dato risposta anche alle vittime, perché sennò rischiamo di avere l'impunità in Italia, cioè qui gli attiriamo i delinquenti invece che fare qualcosa. È un caso che il dossieraggio suo in contemporanea con l'onorevole Casellati proprio in un momento prima dell'elezione e quando l'onorevole Casellati era anche Presidente del Senato. Quello che stavo dicendo prima in effetti è proprio così, ma guardate che se guardate anche i nomi, sono tantissime persone che hanno aderito a vario titolo al centrodestra, a vario titolo, cioè ci sono anche altre figure, ma insomma marginali, cioè il grosso si capisce che c'è un disegno, è evidente, adesso sarà la magistratura a dirlo, però senz'altro, questo è un inquinamento della democrazia. Sì, io ci ho messo la faccia, ci ho messo tutto, anche quello che è uscito, erano cose assolutamente legittime. Tanto è vero che sono uscite notizie assolutamente di cui io non ho nessun tipo di avviso di reato, di niente, notizie tra l'altro organizzate, perché se tu hai notizie le puoi montare come un puzzle e fai venire fuori la verità che vuoi tu. Cioè tu monti la verità e poi cerchi le pezze d'appoggio, addirittura utilizzando servizi deviati o gente del genere, gente addirittura sembra qualcuno che poi faceva carriera politica e non è la prima volta che succede nella storia italiana. Vogliamo andare avanti quanto con questa roba qua? Perché Carlo De Benedetti dovrebbe avercela? No, io non penso che ci abbia con me, anzi penso proprio di no, è proprio questa la cosa. Credo che sia una questione politica, è una questione politica, non va bene che ci sia un centro nel centrodestra, gli piace sentir parlare di destra. Io non sono di destra, l'ho sempre detto, sono una persona trasversale, ho votato tutto. Io avevo chiesto anche al PD quando c'è stato il problema dello scandalo, l'ho sempre detto, sono andato proprio da Carlo De Benedetti a dirgli guarda che sono disponibile, facciamo un comitato di salute pubblica a Venezia per risolvere un problema dei cittadini, perché avevamo trovato una disgrazia, questa è la verità dei conti, che oggi non è più così, però se vedete io ho sempre agito con la massima libertà, non guardo in faccia a nessuno per l'interesse pubblico. L'ultimo il discorso dell'aeroporto, abbiamo bisogno di quei soldi, c'è una legge, dovevo mettere questa tassa, qualcuno si è arrabbiato, non so cosa farci. Io so che l'aeroporto è ben gestito, non ho nulla da dire, da rimproverare alla dirigenza, ma io ho la libertà di essere il sindaco, sono rappresentante dei cittadini. Nel ricorso Save ha scritto che quella tassa avrei dovuto caricarla sui cittadini veneziani. Cioè, questi vengono da tutto il mondo a far festa, a fare il turismo e devono pagare i cittadini veneziani lo sporco. Ma scusate, 2,5 €, se non lo facevo, con che titolo poi oggi posso chiedere di rifinanziare la legge speciale, che è scaduta? È scaduta, abbiamo chiesto 150 milioni all'anno per 10 anni, perché Venezia va salvata. Sono l'unico che negli ultimi anni sta scavando le rive, sta scavando i canali, alzando le rive. Abbiamo investito a fare una tabella quando ho finito di fare il mandato. Tanto il mandato finisce. È inutile fare polemiche per niente. È che la paura che hanno è che facciamo i confronti. Facciamo i confronti dei saldi di bilancio che sono in comune. La città metropolitana, l'unica città metropolitana di Venezia, è a debito zero. Zero, lasciamo debito zero ai cittadini. Si tornerà a votare e qualcuno voterà un altro sindaco metropolitano, nessun problema, è la regola della democrazia. Però io vi porterò a vedere i conti, vi faccio vedere le cose che ho fatto, perché è un fatto storico per me, personalmente. Ho fatto il sindaco gratis e continuo a dirlo, lo continuo a dire, posso permettermelo? Sì, ma anche altri possono permettersi, i soldi tira tutti. Io li ho lasciati là in comune, ho comprato ambulanze, ho dato soldi buttati in beneficenza perché credo che, l'ho detto inizio, l'ho fatto. Solo e continuamente ad affrontare persone così, sono quelle persone che fanno paura, le persone libere, come siete voi. Senta Sindaco, a proposito di centrodestra, il corteggiamento da parte di Fratelli d'Italia? Ma no, che corteggiamento, a me piace essere corteggiato soltanto da mia moglie, la adoro, Stefania, non sta a essere gelosa, non mi corteggia nessuno. No, abbiamo un ottimo rapporto nel centrodestra, cioè non è una notizia che io sia amico di Giorgia Meloni da tanti anni, la conoscevo quando era una ragazzina, ci trovavamo, io ero presidente di Confindustria nei talk show, così, ma eravamo giovani tutti e due, lei è stata giovane, io purtroppo un po' meno, ma insomma c'è amicizia con Salvini, c'è amicizia con Luca Zaia, dopodiché i partiti hanno un'altra dinamica, io ho fatto un partito, si chiama Coraggio Italia, apposta perché non mi tirano per la giacchetta, ecco qua, sono piccolo, però sono libero. Bene, dunque avete sentito le parole del sindaco di Venezia, si è tornato dunque a parlare dell'inchiesta dossieraggio e noi proprio su questo abbiamo sentito l'opinione dei cittadini, sentiamola.
VIP, politici, giornalisti, ma non solo, rischia di allargarsi la lista di persone sbirciate attraverso il database di segnalazioni di operazioni sospette, un'indagine portata avanti dalla Procura di Perugia di cui si parla chiaramente a livello nazionale. Noi abbiamo voluto chiedere ai bassanesi che cosa ne pensano in merito. È una schifezza. E bisogna che praticamente vengano chiarite determinate cose, anche perché non è giusto che vengano così estrapolate cose private di qualsiasi personaggio dalla persona quella conosciuta, almeno conosciuta, allo sportivo, anche perché io facevo sport e mi è dispiaciuto che anche il presidente della Federcalcio sia stato così proprio preso di mira. Ma speriamo che ne vengano a capo di questa situazione. Bisognerebbe stare attenti a come si intercetta la persona prima o dopo, però per sapere come vanno le cose bisogna anche che venga esposto sta roba. Certe volte ne approfittano e hanno il loro all'interno della magistratura che gli passano le notizie, che non sarebbe corretto secondo me, dovrebbe essere un po' più controllata la cosa. Però neanche chiudere la bocca ai giornali, è giusto che il pubblico sappia cosa che succede dentro i palazzi. È un malcostume tutto italiano, sappiamo che c'è troppa gente in vendita e quindi anche se ci sono delle leggi così che proibiscono certe azioni, c'è qualcun altro che invece le leggi sì, ci sono ma nessuno le attua. Vediamo che ci sono da tutte le parti, dai magistrati a politici a forze dell'ordine che si vendono le notizie, buttano in prima pagina, gente che poi magari verrà nel processo, ci sarà chi dice che non è successo niente, ma intanto le buttano in prima pagina. Ed ora invece andiamo subito a Padova, di fronte al Tribunale di Padova, dove lo abbiamo sentito, il Tribunale ha rigettato il ricorso della Procura sugli atti di nascita. Ce ne parla la nostra Valentina Visentini. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno dal Tribunale di Padova, una giornata importante per le famiglie arcobaleno composte da 2 mamme, perché il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile gli oltre 30 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita di tutti i bambini, circa 37 se non ricordo male, perché ne erano stati registrati anche recentemente, registrati dal sindaco di Padova Sergio Giordani a partire dal 2017. La Procura aveva chiesto di togliere il cognome della mamma intenzionale, quindi di tenere solo il cognome della mamma biologica, una trafila giudiziaria che era iniziata questa estate tra la paura e l'apprensione di tutte queste famiglie. E qui con me oggi invece ci sono Caterina e Irene, che sono davvero felici per questa notizia che arriva inaspettata. C'è il sole oggi? C'è il sole, quindi sia appunto da un punto di vista meteorologico, ma anche dentro le nostre famiglie c'è tanta voglia di festeggiare, appunto sempre con la consapevolezza che non ci si può lasciare troppo andare, ma oggi festeggiamo e basta, perché è quello che ci meritiamo dopo tutti questi mesi di attesa in cui abbiamo vissuto le nostre vite, come tutte le famiglie fanno, facendo le 1000 cose che si devono fare tutti i giorni, ma sempre con questo retropensiero che ci dava un po' di tristezza e un po' di preoccupazione, quindi oggi si festeggia. Il sindaco Giordani ha già espresso soddisfazione per questa decisione, dicendo che è un passo importante per le mamme e per i bambini e le bambine. Vince l'amore, l'interesse primario dei piccoli. Il sindaco aveva sempre detto non esistono bambini di serie A o di serie B, famiglie di serie A, di serie B, e oggi insomma vi sentite famiglia ancora di più a tutti gli effetti. Assolutamente sì, famiglia col sereno, e penso che sia una tappa molto importante, ecco. Quindi notizie fresche, io sto ancora elaborando,
però la felicità è grande, ecco. Infatti la notizia è arrivata veramente pochi minuti fa, possiamo dire di averla presa in diretta insieme a Caterina e Irene, che stanno ancora cercando di elaborare. Di sicuro per queste mamme e i loro bambini e bambine è una giornata di gioia, con la consapevolezza che comunque l'iter giudiziario è ancora lungo. Dal Tribunale di Padova è tutto, la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, grazie anche alle sue ospiti. Noi andiamo avanti e continuiamo con la cronaca da Vicenza, perché un uomo di 53 anni di Lusiana, Conco, è stato posto agli arresti domiciliari perché è ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, proseguiti anche dopo essere stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'arresto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura, che dopo, nonostante indossasse l'uomo il braccialetto elettronico, ha violato i termini dell'allontanamento dalla donna. Nonostante l'obbligo di non avvicinarsi alla donna, il 53enne ha continuato a molestare l'ex compagna e dunque l'uomo è stato arrestato. Ed ora parliamo del femminicidio di Sara Burattin. Giovedì funerali, la sindaca Anna Pittarello ha firmato l'ordinanza di lutto cittadino, bandiere a mezz'asta in comune e scuole chiuse dalle 14. Anche i negozi rispetteranno il momento di dolore di tutta la città. Un addio sobrio nella chiesa che frequentava da sempre. Sono queste le volontà chiare espresse dalla famiglia di Sara Burattin. Giovedì a Bovolenta dalle 14 alle 18 sarà lutto cittadino. La sindaca Anna Pittarello ha avuto la conferma dell'orario delle esequie, ha firmato l'ordinanza. Scuole dell'infanzia e scuola primaria chiuse alle 13:10, scuola media alle 14:10. Dalle 14 alle 18 saranno chiusi tutti gli uffici pubblici, la palestra e l'arcostruttura. Le bandiere saranno issate a mezz'asta. I cittadini titolari di attività produttive sono invitati a manifestare la vicinanza alla famiglia e la loro partecipazione nelle forme che riterranno più opportune. Comune e parrocchie si stanno preparando ad accogliere quanti vorranno manifestare la loro vicinanza durante il funerale di Sara Burattin, che per espresso desiderio della famiglia sarà in forma privata, con un saluto al termine della celebrazione da parte della prima cittadina, che rivolgerà ai presenti un invito a rispettare il dolore della famiglia di Sara e di quella dell'uomo che le ha tolto la vita, il suo ex compagno Alberto Pittarello. Nel cuore e nei pensieri di tutti la figlia adolescente dei due. Le famiglie in questi giorni si sono viste più volte, tanto vicine da manifestare il loro dolore in modo pubblico nelle epigrafi che annunciano la morte dei loro cari. Una settimana fa il ritrovamento del corpo senza vita di Sara Burattin nel capanno degli attrezzi nel retro della casa della mamma, dove si era trasferita da 2 settimane. 40 anni. Sara è stata uccisa da 50 coltellate inferti in modo brutale dall'ex compagno Alberto Pittarello, che poco tempo dopo si è lanciato con il suo Nissan 7 posti nel Bacchiglione, da dove è stato ripescato 2 giorni dopo. I funerali di Alberto Pittarello si terranno sabato mattina. Ed ora invece andiamo a Pordenone per una vicenda, un caso che aveva davvero fatto scalpore, che aveva lasciato attonita l'Italia intera. Parliamo del caso dei fidanzati uccisi, Teresa Costanza e Trifone Ragone. Potrebbe riaprirsi il caso perché l'avvocato di Giosuè Ruotolo, condannato all'ergastolo per aver sparato alla coppia, sostiene ci siano stati errori nelle sentenze. Sentiamo. Dopo 9 anni, 3 gradi di giudizio e un ergastolo, il caso dell'omicidio dei 2 fidanzati a Pordenone potrebbe clamorosamente riaprirsi. Era il 17 marzo 2015, Trifone Ragone e Teresa Costanza vennero uccisi a bordo della loro vettura nel parcheggio del Palazzetto dello Sport. Dopo 3 sentenze, l'ultima, la Cassazione nel 2021, venne condannato all'ergastolo Giosuè Ruotolo, amico e commilitone di Trifone, ritenuto responsabile dei colpi sparati ai 2 fidanzati per motivi di gelosia. Ora tutto viene rimesso in dubbio. Da Avellino arrivano le dichiarazioni di Danilo Iacobacci, avvocato di Ruotolo, che vuole riaprire il caso ed evidenzia anomalie sulle sentenze, ovvero un errore di fatto plurimo nel quale la Corte di legittimità sarebbe incorsa. Evidenzia inoltre una serie di elementi in difesa del suo assistito, dai resoconti dei RIS a nuove testimonianze. Non emerge una consapevolezza, dice, che giustifichi una condanna all'ergastolo e la rovina di una vita.
Ed ora invece parliamo del maltempo. Il maltempo flagella le colline e i monti vicentini con frane e smottamenti. Luisa Bertini e Simone Squarcina sono andati in sopralluogo con il sindaco di Monte di Malo, Mosè Squarzone, in via Maddalena per una frana che si è staccata nei giorni scorsi, massi sul parco che deve essere messo in sicurezza anche in vista della stagione estiva. Sentiamoli. Dopo il maltempo, la conta dei danni e il sopralluogo, siamo a Monte di Malo in compagnia del sindaco Mosè Squarzone, perché proprio qua siamo nel parco di interesse comunitario Busa della Rana. Si è staccata una frana qualche giorno fa, oggi l'ha messa in sicurezza il sopralluogo. Cosa è successo? Sì, siamo molto preoccupati francamente, perché dagli eventi atmosferici delle scorse settimane si è manifestato un distaccamento di roccia da una parete con lo sversamento a valle di diversi massi di grosse dimensioni, e questo ci preoccupa anche in vista della stagione prossima estiva, durante il quale viene molto frequentata questa zona da turisti, da persone che vengono a frequentare gli ambienti commerciali. Ecco, lei mi diceva dal traliccio, ancora ci sono massi sopra il traliccio? Sì, esatto, abbiamo fatto fare anche dei sopralluoghi sulla parte alta, rispetto a dove sono arrivati i massi siamo circa 250-300 metri di altezza, e dunque è partita con una velocità molto elevata e arrivano a valle con molta, dinamicità i massi. Sono arrivati anche all'interno del parco e dunque ci preoccupa questo. Abbiamo già fatto diversi sopralluoghi anche con dei geologi, abbiamo controllato la situazione a monte anche documentando con delle foto e dei video. Ci sono ancora dei massi in movimento e dovremmo valutare come fare anche per imbrigliare le pareti a monte. Ecco, quali sono le valutazioni che state facendo sulle possibilità appunto di messa in sicurezza anche in vista della stagione estiva? Adesso come primi interventi dovremmo far rimuovere i massi che sono ancora in movimento, per poi andare a realizzare appunto delle reti paramasso in cima per bloccare la fonte di partenza dei massi, e poi dovremmo realizzare delle barriere a valle per appunto contrastare lo sversamento verso il nostro parco. Ecco sindaco, oggi c'è il sole, però sono previste nuove piogge, il terreno oramai è friabile, è inzuppato, e lei mi diceva che qui nel vostro territorio tra l'altro ci sono delle diversità che comportano interventi diversi. Sì, esatto, in questa zona qua l'ambiente e la struttura del terreno è carsica, con la presenza appunto anche di grotte, mentre nelle zone dove abbiamo più problemi per smottamenti e frane è la zona più a nord, dove la composizione appunto del terreno si manifesta e crea dei problemi proprio di smottamenti anche a valle delle strade. Ecco, io ringrazio il sindaco Mosè Squarzone. Ovviamente il territorio è stato un po' devastato da quello che è stato il maltempo, non solo a Monte di Malo, sopralluoghi sono in corso un po' in tutta la provincia dell'Alto Vicentino. E da Vicenza ci spostiamo invece a Padova per parlare però sempre di maltempo, perché le piogge dei giorni scorsi hanno messo a dura prova davvero tutto il Veneto. Francesco Ratai e Federico Cibotto sono stati a Teolo, dove gli esperti di ARPAV hanno commentato i dati relativi ad un febbraio tra i più caldi e piovosi degli ultimi anni. Siamo con Francesco Domenichini, che è meteorologo dell'ARPAV qui a Teolo. Siamo con lui per parlare delle precipitazioni del mese di febbraio e dell'andamento delle temperature, perché il mese di febbraio è stato un mese molto particolare, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni del mese. Sì, in febbraio abbiamo avuto una situazione decisamente interessante dal punto di vista meteorologico, quindi molto movimentata, con alternanza di anticicloni soprattutto nelle prime 2 decadi, comunque con transito di perturbazioni importanti anche nelle prime 2 decadi e soprattutto nell'ultima decade. Complessivamente nel mese sono cadute precipitazioni fino anche a triple rispetto alla norma degli ultimi 30 anni su diverse stazioni. Anche dal punto di vista termico la situazione è decisamente al di fuori del comune, avendo un mese di febbraio probabilmente complessivamente su tutte le stazioni superiore a tutti i dati registrati negli ultimi 30 anni. Ecco, c'è un grafico che il dottor Franceschini ci ha fatto vedere, che è questo alle nostre spalle. Ce lo può raccontare? Abbiamo un grafico che illustra rispetto
a tutti gli anni come si è presentato il mese, in questo caso il mese di febbraio, dal punto di vista della precipitazione nell'asse delle X, nell'asse orizzontale e nell'asse verticale della media delle temperature medie sulla regione. Possiamo vedere che il 2024 è decisamente al di sopra di tutti, nel febbraio è al di sopra dei febbraio registrati nel trentennio precedente. Dal punto di vista precipitativo siamo molto in là, quasi alla pari dell'anno 2016 e dell'anno 2014, nei quali le precipitazioni sono state molto elevate, decisamente rimarchevoli, con record nel 2014. Ecco, quindi temperature alte e molte precipitazioni. Cosa ci si può aspettare per i prossimi giorni? Chiaramente non si possono fare previsioni a più lungo raggio. Abbiamo ancora un periodo decisamente instabile, cominciato già la settimana scorsa con le note precipitazioni piuttosto diffuse che hanno creato effetti al suolo anche significativi. Questo dipende dall'apertura, diciamo, di una porta verso l'Atlantico che conduce ripetuti cicloni sul Mediterraneo, sul Tirreno, che interessano quindi anche l'Italia settentrionale. Ci hanno interessato finora 2 di questi passaggi, ce ne attendiamo ancora lungo la settimana, forse più brevi e con meno impatto, però ancora sia nella giornata di domani, mercoledì, sia durante il fine settimana. Seguirà, ma qui siamo nell'ambito delle previsioni probabilistiche, quindi con meno garanzie, più probabilità di rivedere quindi le previsioni lungo la strada. È probabile che ci aspetti una settimana seguente un po' più mite, un po' più stabile, con meno precipitazioni, se non quasi nulle. Bene, ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo ora alla politica e alle dichiarazioni e all'intervista di ieri a Focus dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arè sulle dichiarazioni che aveva fatto e sulla parola cretino verso Salvini e su un'eventuale possibile espulsione dal partito. Sentiamo dunque l'intervista rilasciata a Focus. La mia è stata una dichiarazione politica forte, sicuro, ma necessaria, perché a un certo punto sono 4 anni e mezzo che cerco di far capire e di avere un colloquio con Matteo Salvini. Adesso mi butteranno fuori, probabilmente sì, però è giusto anche dire le cose come stanno, e poi ci sono tante crocerosine in giro e è sempre bello stare dietro le quinte, magari qualcuno va sempre in prima linea, altri rispettano gli eventi, dopo la tempesta c'è sempre il bel tempo e il bel sole, però non è questo il mio carattere. Io ho lavorato per la Lega e sono in questo partito da 41 anni, mi butteranno fuori certamente dalla Lega Salvini, ma io rimarrò nella Liga Veneta, Lega Nord, di cui sono iscritto dal 1982. Quindi qualcuno non era neanche nato, qualcuno che adesso è segretario, sto parlando di Stefani, ma con tutta la serenità possibile e immaginabile, lui si era appena laureato e io l'ho mandato a Roma a fare il parlamentare e io sono rimasto a fare il segretario regionale sul territorio, perché chi sceglie non deve scegliersi. Questo è un mio principio che non vale più in questa Lega. Sono questi i miei principi, i miei valori. Poi principi e valori della Lega Salvini non li ho. Il programma elettorale della Lega Salvini qual è? Quello di aver radunato tutte le forze di estrema destra a Firenze? È quello il nostro programma per il futuro? Vuol dire avere altri 5 anni di emarginazione in Europa, e teniamo presente che siamo al governo. Quindi non possiamo essere al governo a Roma e all'opposizione a Strasburgo e Bruxelles. E questa è una dichiarazione che sicuramente ne pagherò le conseguenze, sono convinto, sono certo, però lo faccio con estrema serenità perché io sono fatto così. Purtroppo mi conosco e sarebbe stato più bello stare calmi e tranquilli e aspettare che... Ma non è così, la politica la si fa con il cuore, con la passione, con la determinazione e per avere dei risultati positivi possibilmente. Non sempre è così, però quantomeno si va in battaglia. Io sono sportivo, quando gareggio mi piace vincere. Senta, onorevole D'Arè, comunque nell'intervista lei faceva riferimento
alla visita di Salvini a Verdini, e questo è stato il casus belli, diciamo. No? Questo è stato il caso che ha fatto veramente traboccare il vaso, perché siamo in un momento difficile della Lega, però queste cose sicuramente non aiuta l'elettore medio, che vede il segretario del partito che va a trovare in carcere il giorno dopo qualcuno che è stato messo perché è evaso dai domiciliari, perché così è stato, cioè non è che lo sono inventato io. Questo non è un punto di riferimento, insomma, anche perché mancanza di coerenza nei confronti anche di un ministro come il Guardasigilli Nordio, che è il ministro di Grazia e Giustizia. Dunque avete sentito le parole dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arè. Avevamo fatto un sondaggio proprio su questo, ieri l'avevamo lanciato ieri, poi l'esito è stato nel corso della trasmissione Ring, vediamo com'era andato. Vedete, cretino a Salvini, D'Arè va espulso dalla Lega. Ha vinto il no con il 79%, sì invece il 21%, quindi per i cittadini Gian Antonio D'Arè non dovrebbe essere espulso dalla Lega. Ovviamente poi ci saranno i direttivi e nei prossimi giorni probabilmente si capirà quale sarà la sorte dell'onorevole Gian Antonio D'Arè. E noi continuiamo ora con la cronaca da Vicenza. Incidente stradale in via Pelosa a Vicenza. 3 auto si sono scontrate, 2 persone sono rimaste ferite. Schianto a Vicenza, tutto succede in via Pelosa dove 3 auto si scontrano e 2 persone restano ferite. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale mettono in sicurezza le macchine. Una donna resta incastrata tra le lamiere, viene estratta dai pompieri e affidata ai medici e agli infermieri del SUEM 118. Anche un uomo alla guida di un'altra vettura resta ferito al braccio e affidato alle cure dei sanitari. Illese invece le 3 persone che viaggiavano a bordo della terza auto. La polizia locale di Vicenza ha deviato il traffico e dovrà ricostruire la dinamica dello scontro. Ed ora nel Trevigiano, per parlare di evasione fiscale, utilizzavano un software per modificare il valore degli incassi a fine giornata e pagare meno tasse. Nel mirino della Guardia di Finanza 4 trevigiani residenti in Germania, sequestrati beni per 220.000 euro. Le autorità tedesche infatti hanno accertato che queste persone utilizzavano un software prodotto da un'azienda friulana che consentiva di modificare i risultati degli incassi. Quindi a fine serata, a fronte di 1.000 euro di incassi per le pizze o per i gelati, bastava un click, bastava un tasto e questi incassi venivano dimezzati. Nel mirino della Guardia di Finanza 4 trevigiani residenti in Germania, proprietari di pizzerie e gelaterie. Emigrati all'incirca negli anni 90, i ristoratori sono stati coinvolti in indagini da parte dell'Agenzia Statale Fiscale Tedesca, che ha fatto emergere che gli interessati con l'applicazione del software che alterava il valore degli scontrini non solo hanno pagato imposte minori rispetto al dovuto, ma hanno anche commesso frodi tributarie penalmente perseguibili in territorio tedesco. Sequestrati 3 appartamenti posseduti dai 4 ristoratori nel territorio trevigiano e soldi nei loro conti correnti per un totale di circa 220.000 euro. Le autorità tedesche, sfruttando dei canali di cooperazione con l'Unione Europea che sono ormai molto stretti, molto fitti, hanno chiesto all'autorità giudiziaria italiana di operare il sequestro sulle disponibilità, sui conti correnti e sugli appartamenti ancora intestati a queste persone. Quindi noi come Guardia di Finanza abbiamo ricevuto questa attivazione e abbiamo eseguito questi provvedimenti di sequestro. Ed ora andiamo invece a Verona, cerca di accoltellare il compagno, lui si salva, 34enne arrestata nella notte. La donna veronese aveva ferito sabato scorso al collo all'orecchio l'uomo con cui vive, che l'ha disarmata, ma lei ha cercato però di colpirlo ancora. Lo leggiamo dall'Arena di Verona, un litigio culminato con alcune coltellate fortunatamente non gravi e con l'arresto nella notte tra sabato e domenica 3 marzo una veronese di 34 anni con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del compagno, anch'egli di 34 anni ma originario della Romania, e questa mattina in carcere, difesa dall'avvocato Barbara Casarotti, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Cecilia Vittolla per l'udienza di convalida. E
oggi dovrebbe raccontare la sua verità. Stando alla denuncia della persona offesa, sabato, mentre si stavano addormentando, la compagna gli si è avvicinata impugnando un coltello e lo aveva ferito all'orecchio e al collo, ferite superficiali ma inferte in zone vitali. L'uomo poi si era svegliato, era riuscito a disarmarla, ma lei era tornata in cucina, aveva preso un nuovo coltello e poi aveva tentato di colpirla. Oggi dunque udienza preliminare dove la donna racconterà la sua versione e la sua verità. Ed andiamo a Padova, ora rapito e derubato da 2 connazionali, finisce prognosi riservata ma riesce a dare l'allarme ai familiari in Tunisia che allertano i carabinieri. È accaduto a Padova. Una telefonata dalla Tunisia avvisava che in zona Isola di Torre, lungo l'argine del Brenta a Padova, era in corso un pestaggio dopo un sequestro di persona e una rapina. A dare l'allarme una familiare di un 33enne tunisino che era stato prelevato con la forza da 5 persone mentre era al capolinea nord del tram, rapinato di 100 euro e poi picchiato lungo l'argine. I malviventi durante il pestaggio hanno avviato una videochiamata con i familiari della vittima per estorcergli altro denaro. I militari dell'Arma, giunti sul posto, dopo aver soccorso il malcapitato, che è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata, hanno rintracciato 2 dei 5 componenti della banda, un 17enne e un 20enne, e entrambi connazionali della vittima e con precedenti per droga. I 2 sono stati arrestati e portati nel carcere di Padova e in un centro di prima accoglienza di Treviso. I carabinieri sono sulle tracce degli altri componenti della banda. Ed ora andiamo nel veneziano. Se è stato un tassista lo denunceremo e dovrà pagare la rabbia della categoria per il video del motoscafo che sfreccia provocando moto ondoso e danni ai natanti ormeggiati. Shock in laguna anche per il barchino lanciato come un missile in Rio Novo. Protagonisti 2 giovani. Indignazione e collera, i sentimenti di condanna da Venezia verso il conducente di questo motoscafo che sfreccia ad alta velocità, incurante dei danni creati alle tante imbarcazioni ormeggiate. Il video, risalente a più di 2 settimane fa, girato da alcuni turisti a bordo del natante, condotto, sembra, da un giovane tassista. Ma il condizionale è d'obbligo, perché al momento non vi è alcuna certezza né sull'identità del conducente né sul modello del motoscafo. Se alla guida c'era un tassista deve pagare con una punizione esemplare, e quanto chiedono i presidenti dei taxi acquei, pronti anche ad un'eventuale denuncia all'autorità competente. Perché noi ci dissociamo da certa gente che crea questi problemi, perché questo è una cosa un po' una cosa indegna che non ci stava, ecco, tutto lì, e quindi che prendano i sopravvivimenti quando sarà. Chi guida in questo modo dimostra di non possedere etica, amor proprio, né amore e rispetto per Venezia e per le persone a bordo. Il conducente, con le sanzioni relative al codice della strada e marittime, rischia anche il ritiro dei documenti per l'attività lavorativa, così i tassisti veneziani. È una condotta non idonea perché si riesce a capire bene che la velocità non è quella regolare, insomma, anzi 2 o 3 volte il doppio. Vogliono sapere chi fosse alla guida, chiedono per questo a Cafarsetti di intervenire visionando le telecamere private delle attività commerciali dell'area interessata, in particolare quelle della banca e in prossimità dell'imbarcadero CTV. E volendo potrebbe risalire alla barca in questione. Infine la condanna per i ragazzini ripresi nel weekend scorso a correre oltre 40 km orari su un barchino a Venezia lungo Rio Novo ai 3 ponti, rischiando anche la vita. Ma questo qua. Per niente abbiamo avuto un incidente anni fa che sono morti 2 pescatori di cui erano un collega per colpa di un barchino che erano di notte che pescavano e li ha affondati. Continuiamo a parlare di cronaca. Grave incidente stradale a Lorengia in provincia di Padova, ferite 2 persone.
Prima ha urtato la bicicletta, poi ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel fossato. Di 2 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Loreggia. Un uomo di Trebaseleghe, poco dopo il passaggio a livello di via Loreggiola, ha urtato con la sua auto un giovane di Campodarsego che era in bicicletta. Entrambi sono finiti nel fossato. Sul posto i vigili del fuoco per liberare uno dei 2 feriti dai rottami. I 2 uomini sono stati soccorsi dall'elicottero del SUEM 118 che poi li ha trasportati in ospedale. Multe del Velox di Cadoneghe, rinviata di 3 mesi l'udienza preliminare per motivi di salute dell'ex comandante. Sull'eventuale processo il GIP si esprimerà a giugno. Legittimo impedimento. Questo è il termine tecnico che rimanda di 3 mesi ogni decisione su un eventuale processo per falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici a carico di un agente della Polizia Municipale di Cadoneghe e dell'ex comandante Gianpietro Moro, accusato anche di concussione. Problemi di salute di quest'ultimo alla base della decisione del giudice per udienza preliminare che ha rinviato tutto al prossimo 3 giugno. Un atto che rimanda di fatto anche la possibilità di costituirsi come parte civile, pronta a chiedere un risarcimento dei danni per il sindaco Marco Schiesaro, il comune di Cadoneghe e 2 assessori della sua giunta. Secondo l'indagine aperta dalla Procura di Padova lo scorso agosto, dopo che i 2 Velox installati lungo la strada 307 del Santo avevano scattato 58.000 multe, l'ex comandante e un agente avrebbero omesso tutte le verifiche previste per quanto riguarda la corretta funzionalità dei misuratori di velocità. Prosegue nel frattempo l'iter amministrativo per l'annullamento delle multe. La Polizia Locale di Cadoneghe con il nuovo comandante sta controllando a una le richieste presentate dai cittadini. Ed ora invece andiamo ad Udine, a 2 giorni dall'aggressione subita da un gruppo di amici in Galleria Bordelli. Ai nostri microfoni ha parlato il padre di uno dei ragazzi coinvolti, raccontandoci cosa è accaduto ed esprimendo il proprio timore per un problema ormai ingestibile. È successo sabato sera 2 marzo, ma succede purtroppo sempre più spesso. A Udine erano le ore 20, quindi un normalissimo orario di cena e un gruppetto di 7 ragazzi tra i 14 e i 16 anni si era rifugiato al coperto in Galleria Bardelli per evitare la pioggia. In pieno centro, nell'attesa che si liberasse il loro tavolo in un ristorante a pochi metri da lì. Doveva essere una normale cena per festeggiare il compleanno di uno di loro, ma qualcosa è andato storto. Inizialmente un ragazzo da solo si è avvicinato al gruppo di amici chiedendogli alcuni spiccioli, ma subito dopo il ragazzo in questione ha chiamato il resto del branco e di colpo gli amici si sono ritrovati accerchiati da 15 persone straniere di età compresa all'incirca tra i 12 e i 20 anni che gli hanno intimato di svuotare le tasche e consegnare tutto. Il tutto è durato all'incirca 5 minuti, dopodiché gli aggressori si sono dileguati. È il padre di uno dei ragazzi coinvolti a parlare e a raccontarci i dettagli di questa triste vicenda. Diciamo che, almeno per quanto riguarda mio figlio, ma credo anche gli altri, insomma, visto che non è la prima volta si rendono conto a Udine di situazioni del genere, hanno capito subito che ci sarebbe stato un seguito e credo abbiano avuto anche la capacità di razionalizzare che anche se erano 7 contro 1 non dovevano assolutamente reagire e sapevano bene che poi sarebbero arrivate anche altre persone. Episodio che tra l'altro è emerso soltanto il giorno dopo. Sul momento è stata troppa la paura dei ragazzi che non se la sono sentita di avvisare immediatamente i genitori. La cosa è emersa perché uno dei ragazzi, probabilmente uno di quelli un po' più sensibili, l'ha detto ai genitori perché probabilmente non ce la faceva più a tenersi dentro questa cosa. Poi da lì insomma c'è stata un'escalation e facendo un po' di interviste la cosa è venuta fuori, ma è successo tutto il giorno dopo. Sono secondo me un po' più intimoriti, tant'è che hanno detto magari per qualche fine settimana adesso stiamo tranquilli a casa perché abbiamo paura di essere riconosciuti di nuovo. Episodio che è solo l'ultimo di una lunga serie di eventi recenti. Udine non è più sicura? Come si può risolvere il problema? Udine non è più una città come io la desidero e come la vogliono sicuramente i ragazzi, i nostri figli. Cioè sapere di non poter uscire la sera, sapere di non poterlo fare ed avere il timore di uscire, credo che sia giunto il momento di alzare un attimino l'allert. Poi su quello che va fatto
io posso avere tutta la fiducia del mondo nelle istituzioni e anche nelle forze dell'ordine. Credo che però a questo punto in determinati momenti della settimana, nella fattispecie il venerdì sera, il sabato sera, credo ci sia la necessità di avere un maggiore pattugliamento. Poi dopo il come non lo so perché non è compito mio. La speranza del padre di uno dei ragazzi è che la giustizia faccia il suo corso grazie anche ai filmati già richiesti nelle videocamere di sorveglianza di Galleria Bardelli. Ed ora invece torniamo a parlare di una vicenda di cui parliamo spesso, degli avvistamenti dei lupi, e potrebbe esserci proprio un lupo che si aggira nella zona di Pozzoleone. A segnalarlo è un filmato, un nostro telespettatore, Marco Rigon, allevatore di Friola. Sentiamo. È notte e si avvicina con circospetto, lì a pochi metri dalle abitazioni di Pozzoleone. Sembrerebbe un lupo l'animale che nelle ultime ore sta mettendo in allarme la comunità di Friola. Avvistato pochi giorni fa nei campi di Schiavon, ora si aggirerebbe più a sud, come ci segnala l'allevatore Marco Rigon. Immagini quelle raccolte da una fototrappola posizionata a pochi metri dal sollevamento di vacche da latte, che svelano l'epilogo di una vicenda che inizialmente non trovava spiegazioni. Poche notti prima, infatti, Marco Rigon aveva posizionato fuori dalla stalla un vitello nato morto nell'attesa di procedere allo smaltimento, ma la mattina la carcassa era sparita, ritrovata poche ore dopo a circa 50 metri in mezzo a un campo, con ferite che lasciano pensare a una vera e propria predazione di un lupo. E poi il filmato che non ha lasciato dubbi, ma solo tanta paura. Intervento dei Vigili del Fuoco di Cadoneghe in una casa di via Corfu nel pomeriggio di ieri per liberare, lo vedete, questo cucciolo di Rottweiler. L'animale era rimasto incastrato con la testa dentro un'inferriata dell'abitazione. I pompieri arrivati sul posto hanno tagliato una parte della struttura in ferro e liberato il cane, che è stato affidato alle cure del proprietario. E continuiamo a parlare di cronaca, un finto post sessista contro la sindaca di Villa del Conte che ribatte via social agli autori. Sentiamo. Gli idioti esistono e si palesano quando diventa virale un fake per infangare una donna in una certa posizione con una dose di discriminazione sessista che solo un perverso fallito può avere. Inizia così il post della sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti. Il primo cittadino del comune dell'Alta Padovana, infatti, è stata bersaglio di un voluto e stupido equivoco social. Un post in cui lei esortava un'amica a non mollare perché il bene vince sempre. È stato modificato sostituendo la B di bene con una P. Un gioco di parole che non diverte nessuno. A divulgare la notizia proprio la sindaca Argenti con un post vero questa volta sui social. Uno o più ominicchi invidiosi, scrive: malvagi e malati decidono di costruire un finto commento contro una donna come me, che nella vita ha costruito il suo successo mentre loro annaspano nelle macerie dei loro fallimenti. Poi magari vi schierate contro i reati di violenza sessuale mentre ridete nel far girare questo fake. All'ideatore giunga il mio grazie per tanto successo e la mia pietà umana per avercelo così piccolo il cervello. Quanta miseria a questo mondo. Via social arriva anche la solidarietà del deputato e segretario regionale della Lega e sindaco di Borgorico, Alberto Stefani, gesto tipico di un frustrato, dice, sicuramente a causa di qualche difficoltà con le donne. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo nuovamente in studio. Qua da noi ci raggiunge il sindaco di Cornuda, Claudio Sartor. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevo annunciato, ve lo presento subito, il sindaco di Cornuda, Claudio Sartor, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito che mi avete fatto. Dunque, torniamo a parlare, ne abbiamo parlato all'inizio con la nostra Edi Kaliman proprio del ricorso vinto dalla Regione per quanto riguarda il bacino di laminazione, quindi si possono definire un po' così sconfitti i sindaci che invece non ne avevano, insomma, si erano opposti a questo. Sindaco, una notizia che vi aspettavate?
Io non ho seguito molto questa vicenda, perlomeno l'ho seguita da fuori, però a mio avviso si è partiti col piede sbagliato, non era pensabile comunque di dover andare su una questione così importante e delicata presso i tribunali. Io credo che la politica deve sempre fare il proprio corso e non aspettare le decisioni di altri. Tra l'altro il ricorso era basato un po' sul tema della progettazione, per quello dico anche che forse c'erano i margini per una trattativa, per capire dove si poteva poi andare a definire un po' la questione. Si è giocato un po' sul muro contro muro e questo è spiacevole, lo dico da sindaco, perché comunque si crea un cortocircuito istituzionale che non va mai bene. Noi dobbiamo mediare, dobbiamo capire che comunque gli interventi vanno fatti, gli interventi per la salvaguardia del territorio. Abbiamo visto anche nei scorsi giorni quanto è stato importante per la nostra regione aver avuto degli investimenti, aver fatto degli investimenti su tutto il territorio regionale che hanno salvaguardato le nostre città. Qualcosa quindi anche sull'asta del Piave bisogna farlo, cominciare anche dalle pulizie. Io vedo a volte ci sono intere boschi all'interno anche dell'Alveo che andrebbero rimossi, ma ogni volta che si pensa di farlo si muovono gli ambientalisti, pare che si faccia non so che cosa. Però i problemi ci sono, quindi proprio su questo, essendo che eravamo a un livello comunque di decisione e nemmeno di progettazione, era giusto cercare di mediare e fare delle valutazioni su quali interventi possibili erano da fare, ecco, su quest'Alveo, senza appunto creare questi scontri che hanno fatto solamente perdere tempo. Ecco, fra l'altro il sindaco proprio oggi di Crocetta del Montello ci diceva, insomma, a questo punto si spera in un dialogo più aperto con le istituzioni per trovare delle soluzioni che vadano bene un po' per tutti e soprattutto, insomma, che non ci sia questo impatto ambientale che, insomma, porterebbe questo bacino. Sì, questa è la posizione che però andava fatta forse anche prima. Va bene, comunque chissà che adesso si parta con il piede giusto. Ecco, questo è stato un periodo difficile sul fronte invece del maltempo, piogge e che ha creato davvero non pochi problemi a tutto il territorio veneto, ma non solo, anche nelle vostre zone. La perturbazione di novembre forse ha fatto molti più danni. Questa, diciamo che i danni si sono anche limitati, anche se magari altre province venete hanno avuto molto più problemi di noi. Però torno al discorso che facevo prima, cioè importante è investire poi nella manutenzione del territorio, nelle opere previsionali. Non parliamo solamente di bacini, parliamo anche della messa in sicurezza delle strade. Io in provincia mi occupo anche di questo. Tra l'altro ho visto proprio i giorni scorsi che un po' tutti i sindaci che gravitano a cosiddetta, diciamo, oggi la chiamiamo area UNESCO, ecco, però il quartiere del Piave fino a Vittorio Veneto, in molti hanno fatto delle dichiarazioni dove insomma rimarcavano il fatto che servono soldi, servono tanti soldi, avevano fatto un conto di 15 miliardi per mettere un po' in sicurezza il territorio dalle frane, quindi vuol dire mettere in sicurezza le strade. Ecco, io anche da delegato alla provincia per diciamo, la viabilità, dico forse quei soldi non bastano, forse hanno il conto solamente di quelle comunali, perché se guardiamo tutta l'area pedemontana, partiamo da Borso e Grappa e finiamo a Colle Umberto, a Fregona, passando per Miane e via dicendo, ai paesi come Asolo, Monfumo, tanto per stare anche di qua del Piave, è chiaro che in tutta quella fascia pedemontana ci sono dei rilievi da fare e sarebbe il caso di investirci. È chiaro che oggi non si mette nelle condizioni gli enti istituzionali come il nostro di poter fare la loro parte, perché siamo stati insomma limitati nei poteri, ma soprattutto anche da un punto di vista finanziario, e questo da un punto di vista sia istituzionale sia finanziario poi vediamo che poi quando bisogna intervenire ci sono dei grossi limiti per farlo. Ecco, ci sono zone che monitorate maggiormente rispetto ad altre? Allora, ricordo questo, la provincia ha 1200 km di strada e spesso le ha sulle zone dove nessuno se le prende. Ecco, quindi dicevo prima, tutta quella parte che va dal Grappa al Cansiglio, passando per tutte le zone collinari e pedemontane della nostra provincia. Non c'è una strada che viene prima o che viene dopo, diciamo però che ci sono dei problemi
ed è difficile intervenire proprio per questioni di carattere finanziario, cioè il fatto che aver rimesso in discussione un ente che gestisce un patrimonio così importante negli anni e averlo anche depauperato di risorse, forse i cittadini non sanno, ma che la provincia stacca ogni anno un assegno allo Stato per 20, quest'anno era di 20 milioni per concorrere, decisioni ancora dei governi Monti, per concorrere alla finanza pubblica, ai problemi della finanza pubblica. Questo vuol dire non mettere nelle condizioni l'amministrazione di intervenire per tempo in tanti di questi territori che meriterebbero. Dall'altro dico, anche il PNRR non ha fatto delle scelte strategiche per la tenuta del territorio, nonostante negli anni, abbiamo visto non solo in Veneto ma in tantissime regioni, poi ogni calamità ce ne sono state e quindi, o problemi anche inversi, anche di siccità, e quindi nella tenuta del del territorio, sia da un punto di vista idraulico, sia da un punto di vista del sistema idrogeologico, quindi delle strade, la messa in sicurezza, forse andava ben finanziato rispetto anche a altre cose. Io mi arrabbio sempre quando vedo quanto è stato speso per il 110, sono in provincia di Treviso, 300 milioni di truffe scoperte dalla Guardia di Finanza, quando con quei soldi potevamo, tra i consorzi di bonifica, la provincia, i comuni, veramente mettere in sicurezza questo territorio per 50 anni. Ecco. È stato fatto tanto, perché la Regione ha fatto tanto, abbiamo fatto i comuni, però servirebbero molte più risorse. Sì. Ecco, alla base mancano le risorse, ci sono però zone che lo vediamo ogni volta che c'è un maltempo, ma neanche poi così importante, diciamo anche meno importante, però poi emergono proprio tutte le criticità di questo territorio. Cosa si può fare a questo punto di più? Visto che comunque le risorse per riuscire a fare una progettazione mancano. Guardi, purtroppo si lavora di urgenza. Non è che non ci siano i livelli, i progetti si fanno anche, però poi alla fine ho visto questi anni lavoriamo tanto quando ci sono le urgenze, viene monitorato nel corso del tempo, si fanno le progettazioni, ma poi dico, prima leggevo questo dato, le ho riportato questo dato dei sindaci, parlavano di 15 milioni complessivi in una decina di comuni, allora pensi cosa vuol dire poi in un territorio più vasto come la provincia. Si fa veramente oggi fatica a programmare questi interventi. Ecco, quindi una soluzione, la bacchetta magica su questo non c'è. Quindi bisogna attendere di riuscire a... Sì, diciamo che poi l'ente come il nostro è stato bravo nel corso degli anni anche a recuperare finanziamenti ad hoc. Penso ai decreti ponti, la provincia di Treviso ha portato a casa 30 milioni di euro nei vari decreti, quindi gli uffici lavorano bene, c'è la volontà di intervenire sulle varie criticità. Però ecco, torniamo sempre al cortocircuito istituzionale che c'è stato, per cui aver limitato un ente che gestiva un patrimonio così importante di strade e di infrastrutture, poi alla fine quando ci sono le emergenze succedono queste cose che magari si interviene sempre il giorno dopo. Ecco, abbiamo detto non c'è sicuramente un territorio più importante, uno meno importante, una strada più importante e una meno importante, però se lei dovesse pensare alla zona che in questo momento presenta maggiori criticità, quale potrebbe essere? Sì, sono tutte queste zone che ho detto prima, ecco, torniamo, ecco, non ne dico una in più o in meno perché per rispetto anche di tanti colleghi sindaci che poi hanno questi, però effettivamente se io parto da Grappa e finisco il Cassiglio e ripeto ancora, tutta quella fascia che tocca anche paesi che sono alle propagine delle colline, quindi penso a Miane, penso a Refrontolo, penso appunto a Asolo, a Monfumo, ci sarebbe da sbizzarrirsi veramente su quale intervento far prima, e sono interventi spesso che sono costosi, ecco, molto costosi, la messa in sicurezza costa soldi. Ecco. Altro argomento insomma, di cui abbiamo parlato davvero più volte è del ponte di Vidor.
Sul ponte di Vidore stiamo lavorando molto bene, lo dico come i sindaci, con i sindaci di Vidore, di Valdobbiadene, di Pederobba, di Crocetta, naturalmente il mio comune, Cornuda. Abbiamo un ottimo rapporto con Veneto Strade. Chiaro che siamo arrivati a un buon punto, ecco, su questo l'ultimo anno e mezzo si è spinto tanto su quest'opera, grazie anche al lavoro di Veneto Strade. Siamo alla progettazione definitiva, le ultime settimane insomma, sono stati fatti anche dei carottaggi lungo il bacino del Piave proprio per definire le ultime parti del progetto, però abbiamo un progetto definitivo ormai in mano e questo è fondamentale perché ci permette poi di andare a acquisire delle risorse. È chiaro che l'opera costa tanto come deve costare un'opera di quel genere, un ponte che passa su un alveo di un fiume. La cifra insomma, finale deve essere attorno ai 100 milioni di euro, consideriamo anche che negli ultimi 2 anni il costo delle opere è stato del 30% in più, per cui insomma, siamo partiti dal 2014 a definire quello che era il tracciato e tutto, ecco, siamo arrivati a questo punto. Quindi credo che sia la provincia, che in questo momento è proprietaria della strada, sia la regione non abbiano risorse adeguate, per quello che noi sindaci abbiamo spesso fatto questi proclami dicendo che saremmo andati, una volta acquisito il progetto, al Ministero e credo che se la debbano una cifra del genere perché è un territorio il nostro assolutamente importante. Questa è un'opera che è stata costruita nel 1913, quindi è un'opera che ha tantissimi anni, che da un punto di vista statico ancora tiene, perché è stata verificata e tutto, però non tiene più a livello di traffico che c'è in questo periodo. Siamo su 2 aree, a cavallo tra 2 aree, diciamo UNESCO, che hanno avuto anche che hanno una loro importanza anche oggi perché sono le uniche 2 aree che crescono da un punto di vista turistico, ma è un'area che da un punto di vista economico ha tantissime imprese e mobilità sul territorio e l'infrastruttura è evidente che non tiene più. Tra l'altro consideriamo che si è aperta anche l'autostrada pedemontana veneta, quindi infatti l'opera pubblica sarebbe definita nuovo ponte di Vidore, collegamento tra la destra e la sinistra Piave all'autostrada pedemontana veneta e infatti i livelli di traffico sono aumentati, per quello bisogna intervenire su quest'opera e è chiaro che noi andremo nelle sedi opportune per chiedere che ci venga finanziata. Ecco, questo è un passo avanti non da poco, perché era una progettazione attesa davvero da tantissimo, voluta da tantissimi sindaci, perché è importante, è fondamentale, lo ha detto. Avete un'idea, è un po' difficile, ma di tempistiche, perché ovviamente adesso mancano le risorse, però insomma un passo avanti importante è stato fatto. Sì, certo, le ho detto, guardi, secondo me vedendo, poi il cittadino da fuori la vede diversamente, noi che siamo sul campo magari siamo un po' assuefatti da questi tempi, per cui diciamo ci abbiamo messo poco, effettivamente è così, cioè programmare un'opera pubblica di questo genere non è che il progetto lo fai in 2 giorni, no? Per cui dico nel corso degli ultimi 2 anni, ecco, abbiamo spesso incontrato Veneto Strade, abbiamo pian piano verificato l'andamento della progettazione, quindi essere arrivati a questo punto è veramente un risultato importante. Dall'altro è chiaro che resta l'incognita adesso di chi lo finanzierà. E, insomma, la polemica che qualcuno ha aperto sul fatto che insomma, se a Roma si spendono tanti soldi per il ponte sullo stretto, insomma, qualcosa a questo territorio forse bisogna riconoscerlo. Ecco, noi le strade in Veneto ce le siamo spesso pagate, passante l'autostrada pedemontana veneta, insomma bisognerebbe che insomma, da Roma qualcuno capisse che bisogna aprire il portafoglio per un'opera che è su un territorio che è vitale per l'economia veneta. Ecco, i prossimi passi quindi. Sì, adesso passerà qualche settimana, faremo un altro incontro a Veneto Strade, quindi avremo il progetto definitivo. Poi è chiaro che campagna elettorale permettendo, però perché siamo anche avvicinarsi alle europee, delle scadenze comunali, ma chiaro che bisogna andare a prendersi il treno o l'aereo o la macchina e andare a Roma o aspettare qualcuno che da Roma venga qui a bussare la porta sicuramente. E bisogna ricordare anche questo ponte, non vorrei, passa sul
Ecco, io ho ricordato a qualcuno, passa sul Montebelluna Vittorio Veneto, che è il primo collegio senatoriale dove la Liga Veneta ha avuto il proprio senatore 40 anni fa, e quindi sarebbe giusto come riconoscenza a territori che hanno spinto sull'autonomismo a sempre garantire comunque un'opera pubblica. Ecco. Quindi chi ha orecchie intenda, insomma, su questo. Quindi il prossimo passo, insomma, attendere il progetto definitivo, sì, e poi comunque andare a Roma. Assolutamente sì. Assolutamente altrimenti rimarrebbe un progetto solo sulla carta, ecco. Sì, noi non vogliamo farlo rimanere sulla carta perché, guardi, l'hanno detto anche i miei colleghi sindaci proprio ai vostri canali le scorse settimane, parlo di Fregonese, di Valdobbiadene, di Bailo, di Vidor. Spesso capita, spesso quando ci sono perturbazioni, basterebbe un incidente per provocare in quel tratto lì colonne che arrivano in centro a Cornuda o in centro a Valdobbiadene o comunque che bloccano un traffico su una zona abbastanza intensa. Quindi capite che è strategico e non è un capriccio di nessuno chiedere che comunque si arrivi subito a una definizione non solo del progetto ma anche della parte finanziaria per poi insomma far partire quest'opera pubblica. Ecco, parliamo sempre di viabilità, fra poco insomma apre anche la stagione delle malghe, quindi qualcuno dice quando sarà l'apertura della strada delle malghe? Allora, le gallerie, lì c'era il problema delle gallerie. Certo. Allora, ricordiamoci intanto, erano gallerie, anche queste sono gallerie della prima guerra, che spesso dovevano essere chiuse perché cadevano massi, perché c'erano infiltrazioni, per cui a un certo punto la provincia di Treviso ha deciso di investirci. E guardate che con le risorse che ci sono, che c'erano negli anni scorsi, io credo che il Presidente Marcon sia preso una bella responsabilità di dire mettiamo 1 milione di euro, erano meno, poi naturalmente questi 2 anni i prezzi sono anche cresciuti di opere pubbliche, per cui siamo arrivati a 1 milione di euro in queste per queste gallerie, che sono state interamente ricostruite da cima a fondo. Poi naturalmente con tutta anche una serie di cose complementari perché bisogna andare a mettere i paramassi, bisogna metterli in sicurezza, la strada e via dicendo. Quindi la provincia c'è stata, ha messo le risorse finanziarie adeguate per questo progetto e ha dato risposta al territorio. È chiaro che non è un cantiere semplice. L'anno scorso ho portato proprio una vostra troupe televisiva proprio nella giornata in cui pioveva. Dentro queste gallerie non ci si vedeva nemmeno, eravamo in luglio, è stato un anno anche piovoso lo scorso anno, per cui ci sono stati anche dei ritardi, ma alla fine a 1500 metri a volte è anche difficile lavorare. Sicuramente in quel periodo là, se piove continuamente non si va a mettere le reti per i paramassi, ecco, in altezza, ecco, tanto per parlare di cose molto pratiche. Quindi c'è stato un allungamento dei tempi. È chiaro che questo ha portato dei disservizi per la gente che lavora in quell'ambito là. Parlo dei malgari, certo. Parlo della gente che ha delle attività turistiche o che deve lavorare in grappa. A me dispiace questo, sono stato diverse volte proprio perché su delega proprio del Presidente a verificare i cantieri, però è chiaro che le condizioni meteo là la fanno da padrona e a volte non c'è stata la possibilità, insomma ci sono stati questi ritardi che è chiaro che visto l'eccezionalità del periodo hanno gravato principalmente su chi alla fine subisce questa stagionalità perché poi le strade sappiamo tutti che a fine ottobre vengono chiuse, in quell'ambiente là vengono riaperte, verranno aperte tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, però le gallerie sono a posto, ci sono solamente delle piccole opere da fare e se il tempo lo permette nelle prossime settimane, anche se mettono ancora neve, quindi sarà un po' difficile andarci, ma quest'anno le gallerie saranno aperte, quindi diciamo che da maggio in poi ogni giorno sarà buono per riaprire queste infrastrutture al traffico e permettere poi anche alla gente di affluire sui vari servizi turistici che ci sono in quella zona, nonché naturalmente alle persone che poi là ci lavorano e fanno una grande fatica naturalmente a vivere lì in tutto quel periodo. Quindi sì, il massimo rispetto per loro, capisco le difficoltà, ce ne scusiamo, però
dovete anche capire che in quegli ambienti non è sempre difficile portare avanti, secondo i termini, il cantiere, nonostante la ditta sia stata una ditta molto seria, preparata, adeguata all'infrastruttura. Quindi la notizia che tutti si aspettavano, e che questa insomma la possiamo dire, è che insomma tutto dovrebbe essere terminato, Sì. quindi proprio per agevolare poi la nuova stagione che si riapre delle malghe a maggio. Sì, sì. Più o meno, Questo... tempo permettendo ovviamente, Sì. perché poi se arriva l'ondata di maltempo ovviamente questo Chiaro. potrebbe rischiare un altro ritardo, però nella Sì, speranza che... di qualche settimana, ma insomma la stagione è salva, per quest'anno la stagione è salva. Quindi a maggio si riapre tutta la Sì. viabilità Sì, delle finalmente gallerie. sì, guardi, alla fine si tratta di sistemare le barriere stradali, si tratta di comunque sistemare ancora delle reti paramassi, ma le gallerie sono fatte, poi alcune sistemazioni della strada, ma parliamo di lavorazioni che non sono così lunghe come poteva essere invece l'intervento sulle gallerie. E questa è abbiamo accennato prima, perché abbiamo anche pochi minuti, del PNRR, si diceva insomma, come ad esempio nel suo comune. Allora, nel mio comune posso dire che siamo stati bravi, ecco, questo sì. Nel senso che, insomma, lo ha riportato anche un quotidiano locale, siamo tra i primi 10 comuni in provincia di Treviso, considerando che ci sono per quota complessiva, considerando che ci sono comuni che hanno 5 volte la popolazione del mio comune. Naturalmente difesa idraulica, scuole sono stati poi le risorse che gran parte dei comuni poi sono andati comunque a richiedere per fare gli interventi sul proprio territorio, quindi quelle erano, diciamo, le voci più importanti sui quali insomma, ci siamo trovati un po' tutti pronti in provincia di Treviso. Devo dire che al di là di tutto i cittadini possono stare tranquilli che la capacità che ha la provincia, che hanno i comuni, ma posso dire anche il consorzio Priula per quanto ci riguarda, che ha presentato progetti importanti sul tema dei rifiuti, ad esempio, progetti innovativi, e vuol dire che alla base c'erano progettazioni di anni che poi abbiamo saputo spendere bene per raccogliere i fondi. È chiaro che c'è tanta burocrazia, questo è il nodo dolente, soprattutto in un periodo in cui c'è un certo problema anche a reperire figure adeguate all'interno dei nostri comuni, e altro problema, l'aumento dei prezzi. Ecco, lo scriveva anche ieri il direttore della provincia di Treviso, Rapicavoli, che segue comunque, e il dottor Rapicavoli segue anche tutta la macchina dell'ANCI regionale, quindi l'associazione dei comuni, che negli ultimi anni l'aumento dei prezzi poi ci ha portato veramente a delle difficoltà stringenti nel rifinanziare le quote parti o le quote aggiuntive di tutti questi progetti che noi siamo riusciti a farci finanziare. Da un dato, la provincia di Treviso ha recuperato, soprattutto per l'edilizia scolastica, 68 milioni di euro, quindi tanti, però con l'aumento dei prezzi abbiamo dovuto comunque recuperare altri 8 milioni dal nostro bilancio. Quindi ecco, questo è un motivo per cui a volte ci sono stati dei ritardi in tanti comuni, ritardi di qualche mese, certo, non di anni. Ecco. E ai soldi posso assicurare, per quello che, al di là che, insomma, per quanto mi riguarda, per quanto vedo, che in tutti i nostri comuni, nelle province, nei consorzi di bonifica o i consorzi di rifiuti, stanno per essere spesi molto bene da parte e in maniera efficiente da parte del nostro sistema della Marca trevigiana. Io ringrazio, siamo arrivati davvero al termine, quindi ringrazio davvero Claudio Sartor, perché insomma ci ha fatto una panoramica importante, ma soprattutto ha dato anche delle notizie importanti e che erano assolutamente attese. La ringrazio davvero per essere stato qua con noi, speriamo di averlo insomma altre volte qui per altre notizie buone, visto che insomma siamo partiti con delle buone notizie. E a me non rimane che salutarvi, ci sono le previsioni del tempo, ringrazio Alessandro Granziera e Francesca Pezzo per averci seguito fin qua ai nostri registi e vi do appuntamento a domani, subito dopo il meteo e il film. Grazie, arrivederci.
Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Dopo il forte maltempo di questi giorni, le condizioni saranno ancora instabili anche per buona parte della settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 5 marzo evidenzia una forte variabilità. Nella prima metà di giornata avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento e di sera piogge sparse. Quota neve sui 1400-1500 metri. Le temperature saranno in aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 15 e 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità. Sulla zona montana e sulla pianura saranno possibili rovesci sparsi, altrove più asciutto. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 15-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà in buona parte soleggiato ma con nubi in aumento e in serata nuove precipitazioni. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.